Buongiorno ragazzi, da un veneziano al volante. Ragazzi, oggi domenica in pista con qualcosa di incredibile. Sono al Mugello e oggi faremo una gara incredibile ragazzi. Oggi guiderò la navetta Mirabilandia. Ragazzi, incredibile. Sarà una gara a 6. L'avversario più tosto sarà il ragionier Filini, che partirà in seconda posizione, e avremo altri tosti avversari e vedremo come andrà. Ragazzi, io parto. Siamo dentro a questo bellissimo bus. Via, green light, partiamo, andiamo. C'è l'amico Schweppes. E noi andiamo ad affiancare con il rettilineo subito. Vediamo un po'. Lo sta già un attimino affiancando. Parla già di abbordaggio forse a mo' di ragionier Filini con la Scozia, col bus Scozia, ma noi proseguiamo alla prima curva. C'è già un primo contatto lì avanti, attenzione ragazzi, Filini tanto in vantaggio ragazzi, ragionier Filini prima posizione, però io sono già in terza. Questo motore non spinge. Bellissima giornata qui in Mugello. 60.000 persone paganti sugli spalti. Riesco ad innestare una marcia decente, quindi restiamo in prima o al massimo in seconda. Il vino! Bene, bene. Viaggiano proprio appaiati quindi due, a mo' di treno, prima e seconda classe. Ma io sono lì dietro, li sto osservando ragazzi, non andare a tratti nel momento giusto. Entriamo, sopra sterzo, alla 1 e 2 di Lesto ragazzi. Proviamo a iniziare una marcia più decente, vediamo ragionier Filini, no, non passerò. Andiamo poi in salita, quindi ritorniamo in prima. Dietro non vedo più nessuno, o si sono fermati all'autogrill, ma il motore sta accedendo anche, non può va di retromarcia, non ho più marce corte ragazzi. No, sì, non arrivo a dire alza la mamma perché è abbastanza così. Non frenerò mai, entro in curva sparato, e sì ragazzi è l'unica, non si frena, vietato frenare. Gli altri sono spariti ragazzi, proprio spariti. Mi sta facendo un pochino, sta facendo un po' da tappo la Giulia Filini. È l'effetto telecamera o li sono vicini? Non capisco ragazzi. Ragazzi. No, era l'effetto telecamera.
ultimo giro, sì, si faranno solo 2 giri ragazzi. Ragionier Filini, cioè inossidabile ragazzi. Mi vanno bene Filino ragazzi, non c'è proprio cosa dire. Ragionier Filini, quasi in erba con tutto. È il momento giusto li sto beccando ragazzi, li sto beccando. Ragionier Filini è uno svarione, Ragionier Filini, incredibile. E io mi affianco a Ragionier Filini. Ragazzi, incredibile. Superato. Ragazzi, seconda posizione, Ragionier Filini. Se li ho negli specchietti. Lo sta prendendo ragazzi, ha perso potenza, io lo affianco ragazzi, lo sto affiancando, cosa è successo? Ho perso potenza anch'io, no, è impossibile, non ci credo. È una seletina schifosa, non è stato possibile. Dai, ce la posso fare ragazzi, ce la posso fare, devo uscire bene qui. A questo punto mi butto all'interno con tutto. Ragionier Filini su Scozia, ragazzi, io ora mi butterò dentro alla grandissima, dentro, in erba con tutta, non mi interessa niente, spingi, mi sta chiudendo, bastardo, è una lotta intestina ragazzi, è una lotta intestina, devo lasciargli spazio qui, ma forse indietro, non capisco. Piano, ragazzi, sono primo, ragazzi, incredibile, piano, non andare in erba con tutto, non perdo tutto adesso, è ancora all'interno, lo sento, è qui, non facciamo banale, prendiamo un pochino, ragazzi, teniamo l'ingresso, stiamo cuciti dentro, ragazzi, stiamo cuciti, ragazzi, Mirabus sorprende ragazzi, dove sono finito? Sì, prima posizione per il Mirabus ragazzi, eccomi qui, oh yeah, abbiamo entregato, wow, ragazzi è stato bellissimo,